di tante e tante trasmissioni in radio e in televisione, prima che io canto salvo, fosse stato fatto pubblicità ad altri più vincolati che ho detto tanto. Gio Matteo Pero è stato l'uomo di tanti cantatori. Avali è potente davanti a questo gruppo, direttori è un Pero, mi pare, un Matteo, se no è l'unico è tanto, a voi vi do un microfono, presentarli meglio di me perché so quanto sono bravi e voi a dire qualche cosa sopra di voi. Mi sono permesso di mandare dananza, di far ascoltare la Pignana e la Tempiesina, vorrei mi fa ascoltare, forse in finale si fa tempo la Desesperata, cantata voi, si va letto la Pignata, dopo la parola chissà che in mezzo idee un po' che sono come dite vicini, che si può cantare i due, e un piacere se voi ci vedi tanto tempo di cosa, oppure la sempre digna la stima, o magari cara dea di cieli con parte se disciuta militanti, che è una cosa bellissima. Vabbè, tanto chissà lo si può fare. Vabbè, alla parola a voi. Presento tutti i miei nipoti, nipote e pronipote. Io ho mio nipote, figlio di mio fratello, professor Pero, dottor Bianco, di 2 giovani tra Pero lo stesso e Biancarelli, professore di Fognana. Inizia a cantare la lode. E da bella, la trovo tu poi perché uno non capite, no? E da bella, un ragno sembrava, una dea del cielo e una fata. Dalle sue trecce un profumo usciva di fresca rosa appena sbocciata. Questo è il dialetto più bello. Anche di questa su ci sono le fotocopie e se non bastano quelli che sono sopra, la scuola è a disposizione e anche io vi farò le fotocopie che volete per chi è interessato in questi campi. Eseguiremo adesso dunque un'andira, è l'amore nei riguardi della donna che diventa sottomissione quasi per la donna stessa, la donna cioè che diventa padrona del cuore dell'uomo. Palvia de Sebona e Palvia
ho fatto padrona. Il canto che eseguiremo adesso si intitola Brunetta, è ormai famoso in tutta la Sardegna perché lo eseguono tutti i cori della Sardegna. Ci teniamo a precisare però che è un canto tipicamente agese, anzi forse è il nostro vesillo. Le parole non hanno significato, perché in una gara poetica tra amici un povero ignorante non aveva parole per esprimere il suo amore e allora non ha fatto altro che dare i numeri. E da 5, 4, 3, 2, 1, la me brunetta è bruna, la me brunetta, 5, 4, 3, 2, 1, la me brunetta.
affiate di gioia tutto dona. Gabriele D'Annunzio disse che il canto a Cesare era antico quanto l'alba e poi ha buonato tutto, quindi evidentemente ha buone radici Adagio. Quindi prima di questo argomento, prima di chiudere questo argomento, mi pare giusto rendere onore ancora ai primi cantori di Agios in generale, con tutto rispetto per loro, ma ce ne sono stati anche altri cantori ad Agios che già dal 1921 hanno varcato il mare ad un concorso che c'erano tutte le regioni italiane, al Quirino di Roma, il coro di Agios è risultato il migliore. Nel 28 si sono esibiti a Gardone per Gabriele D'Annunzio, nel 33 grazie a Gavino Gabriel che era direttore della discoteca di Stato, anzi fondatore, e hanno inciso anche 5 dischi a 78 giri, per cui ce n'è solo uno che ne ho recuperato addirittura a Reggio Emilia. In Sardegna non si è nagata più, sono tutti rotti quei vecchi 78 giri. Quindi la composizione del coro di Agio solitamente sono in 5, è un quintetto, ma cantano anche in 4. Come cominciano? Voi vi disponete in ordine di scala tonica, come l'ubrico grosso o basso, poi di quinta la contra o contrabbasso, di ottava la voci o tenori, di decima l'utrippi o contrabvoci, e la quindicesima il falsetto in quindicesima, accanto per l'utrippi, cioè il trippi sarebbe il falsetto. Arrivato a questo punto il coro Galletto di Gallura, quindi si fate ancora spettacoli, ci ragiona il canto, ma era l'alto, non era lì, però gli hanno fatti alti spettacoli in televisione, quindi è concluso. Fino sul ragionamento mio, a proposito da domanda, scusatemi e perdonatemi gli errori, perché ripeto non sono un presentatore, sono solo un appassionato come voi che siete qui stasera presenti. Avanti, la sede Piniera stimata e finimo la serata. Si permettete, da poi in ultimo sutta vi poniamo la desesperata cantata da Zio Matteo. Andendicini ci accompagna questo canto di la desesperata fatto da Zio Matteo. Intanto vi saluto, buonasera a tutti. Allora l'ultimo canto si intitola Tanto tempo d'unosa. Potete ben capire che anche questo è un canto d'amore di un poeta jazz dell'Ottocento, si chiamava Biancareddu, forse un antenato del nostro Biancareddu che è nel coro, non lo sappiamo. D'unosa significa ricca di doni, è un omaggio ad una donna che evidentemente non era solo bella, ma aveva anche altre doti, altre qualità. Tanto tempo d'unosa. Tanto tempo d'unosa era in disizio di riappelli, aiento diosa, so che o graziosa in tanti
carigno e amistà. Se nottaggio presenti, ori e menti ma riposa mai.